Puliamo insieme Agrigento. Davanti al Tempio di Ercole si sono dati appuntamento studenti e organizzatori per una mattinata che riguarda la campagna europea contro l'abbandono dei rifiuti. Sensibilizzare i più giovani è lo scopo principale. La manifestazione ha avuto dei ritardi a causa della chiusura da parte dell'ANAS della rotonda di Porta Aurea per la caduta di un albero. La città di Agrigento parteciperà a un progetto europeo sulla pulizia. Assolutamente, quest'anno sull'Ex Clean Up Europe, un progetto che l'Europa sta portando avanti ogni anno. Assoambiente con l'Ex Clean Up Europe per l'Italia ha scelto proprio Agrigento, un posto di una bellezza eccezionale che vogliamo ancora più valorizzare, portare anche all'attenzione europea per l'impegno verso l'ambiente e verso tutto quello che è la tutela dell'ambiente stesso, che qui assume ancora più valore data anche le bellezze che questo territorio conserva. La valle è pulita, la valle è splendida e almeno questo gioiellino cerchiamo di tenerlo nella maniera migliore per i turisti e quelli che ci vengono a trovare. Però questa iniziativa di oggi, che coinvolge una scuola di Agrigento, serve proprio per sensibilizzare ulteriormente i ragazzi, i giovani, alla differenziata, che è ormai il nostro futuro, la nostra prospettiva per l'ambiente, di salvaguardia dell'ambiente, di tutela, diciamo, di quello che è il mondo che dobbiamo offrire alle nuove generazioni. La caduta di un albero a pochi passi da qui, da noi, ha rischiato di far saltare la manifestazione, anche perché hanno bloccato la strada pure ai giornalisti, nessuno può passare. È una cosa di Agrigento alla solita maniera. È sicuramente un imprevisto, ma è anche, diciamo, il sintomo che questa città ha bisogno di un'attenzione e di una cura costante e cercheremo di farlo, diciamo, con grandi sacrifici e con la ristrettezza dei mezzi che abbiamo. Purché ci sia, Assessore, mi scusi l'interruzione, la collaborazione delle istituzioni con le altre istituzioni, cioè in maniera da poter lavorare serenamente in questa città. Sicuramente, è proprio questa armonia che poi è l'armonia dell'ambiente, dove ognuno deve sentirsi a proprio agio e non deve avere, diciamo, intralci e difficoltà di carattere burocratico nel vivere la vita della comunità. Anche l'Iseda partecipa a questa manifestazione qui nella Valle dei Tempi? Sì, diciamo che l'Iseda si è fatta promotore presso Assoambiente di organizzare questa giornata di sensibilizzazione ecologica. Ed è stata scelta Agrigento non a caso, perché Agrigento è partita con la differenziata da pochi mesi ed evidentemente, essendo noi, diciamo così, molto sensibili appunto all'ambiente, abbiamo pensato appunto di far scegliere Agrigento alla nostra associazione nazionale come città, diciamo, che rappresenta oggi in Italia la giornata di pulizia dell'Europa, quindi c'è una giornata a livello europeo e quest'anno è stata scelta Agrigento a partecipare a questa manifestazione.